Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia siamo tornati nel Lazio e vi portiamo alla scoperta di Valmontone, il comune che si snoda intorno al maestoso palazzo Doria Pamphili, si trova a 303 metri sul livello del mare e conta circa 16.000 abitanti chiamati valmontonesi. Non aggiungo altro, a voi Valmontone! Abbiamo raggiunto l'ufficio del sindaco di Valmontone, Alberto Latini. Sindaco, abbiamo visto una bellissima città. Allora, ci presenti il comune di Valmontone? Valmontone si sviluppa a 40 km da Roma. Io sono felicissimo e orgoglioso di essere rappresentante del sindaco per quanto riguarda il Palazzo Doria e la chiesa della Cupola Collegiata. Un palazzo che si vede da tutta la campagna di Valmontone, svetta proprio sulla città. È il punto più alto, il punto che Valmontone è stata purtroppo bombardata e ricostruita totalmente. 2 dei 3 fabbricati sono rimasti in piedi, oltre la cupola e il Palazzo Doria, quindi dopo il 46-48 iniziò la ricostruzione di Valmontone. Valmontone c'è il centro storico, però un territorio abbastanza ampio. Valmontone è vastissimo, Valmontone Roma c'ha 7 colli, noi ce ne abbiamo 28 dei colli, quindi dal punto di vista della dimensione e della densità siamo uno dei comuni più importanti del tutto il territorio. Che cos'è per lei Valmontone? La mia città, dove sono nato. Fare il sindaco della città è la cosa più bella che può capitare nella vita. Certamente ti cambia la vita, sia a livello familiare, amicizie e tutto, però è un orgoglio e sono stato sempre orgoglioso di essere il sindaco della città. Mai avrei immaginato di diventare sindaco di Valmontone. Questo è anche un messaggio che dobbiamo trasferire ai giovani. Ecco, è importante impegnarsi nella politica del proprio paese natale. È la cosa più bella. Io facevo il vigile urbano qua, quindi sono andato via, sono andato a fare il vigile a Roma. E la vita poi mi ha detto devi tornare prima a fare il consigliere comunale, poi parti assessore, poi consigliere comunale e poi sindaco della città. E poi essere riconfermati non è, no, è una cosa da tutti. Chiudiamo con l'invito, perché venire a Valmontone? Uno perché dal punto di vista della viabilità e dell'arrivarci c'è l'autostrada, c'è la Casina, la Prenestina, la stazione ferroviaria è ben collegato con tutto il territorio da Roma e da Napoli, quindi questo è. Poi abbiamo, come ho detto prima, sia il Palazzo Doria che la Cupola e altre 2 chiese importanti, il Convento dei Frati è importante pure la chiesa di Sant'Antonio. E dal punto di vista pure nel mangiare, penso che Valmontone non c'è da invidiare nessuno, quindi i ristoratori sono pregevoli, si mangia bene, quindi questo si vede pure dal mio fisico. Bene, grazie al sindaco Alberto Latini di Valmontone. Noi adesso ci spostiamo per incontrare uno dei 2 parroci di Valmontone. E adesso siamo giunti nella collegiata di Santa Maria Maggiore, che è veramente un gioiello architettonico e casa della fede qui a Valmontone. Ringraziamo il parroco Don Marco, ma qui incontriamo il parroco di San Sebastiano e Sant'Anna, amministratore parrocchiale di Sant'Anna, Don Paolo Latini.
ci presenti la comunità cristiana di Valmontone. Intanto il paese è una bella cittadina di circa 16.200 abitanti. Il territorio è molto vasto ed è un territorio fatto di valli e colli. Basti pensare per esempio che nella mia parrocchia solo sotto il nome di un colle, Colle San Giovanni, ce ne sono altri 4. Quindi essendo un territorio molto vasto è stato necessario pensare a più parrocchie. Fino alla seconda guerra mondiale c'era solo questa parrocchia. Io sono di Valmontone, sono nato a Valmontone, sono stato battezzato in questa chiesa e addirittura ordinato sacerdote in questa chiesa. Con il dopoguerra, essendosi Valmontone ingrandito enormemente, sono nate altre 2 parrocchie, una a San Sebastiano dove mi trovo io è stata iniziata nel 1950, l'altra Sant'Anna, è iniziato il cammino della costruzione proprio sia della comunità che della chiesa nel 1980, quindi storia recente. Questa comunità cristiana, proprio più in generale delle 3 parrocchie, ha avuto sempre una grande attenzione verso i propri santi protettori. Qui in collegiata, io da bambino, quando entravo in questa chiesa, per esempio sotto la novena dell'Immacolata, era gremita di gente. Ugualmente le altre 2 parrocchie vivono intensamente questa fede cristiana, festeggiando in modo particolare i santi protettori. Nella mia parrocchia è San Sebastiano, però c'è una devozione particolarissima per Santa Rita da Cascia. Sant'Anna è ugualmente sentita anche perché è la protettrice delle puerpere. Per quanto riguarda le attività verso i ragazzi giovani, in modo particolare in questa parrocchia c'è una tradizione bellissima. Non a caso il patrono è San Luigi Gonzaga. Patrono dei giovani di tutta Italia e patrono proprio di questa cittadina. C'è una particolarità, per San Luigi Gonzaga vengono celebrate 2 volte la festa durante l'anno, il giorno di San Luigi, il 21 giugno, e poi l'ultimo sabato e l'ultima domenica di settembre, ed è più solenne. La bellezza di questa chiesa, le tele, e anche la forma architettonica, un vero gioiello, dimostra proprio la devozione che gli abitanti hanno per la chiesa. Questa chiesa credo che in tutta Italia, non posso dire che sia l'unicum, però una forma del genere ad un'unica volta, no? E con tutta questa luce, con questo respiro ampio, credo che ce ne siano poche e contiene tantissime persone. Il messaggio del parroco alla cittadinanza? Stiamo vivendo, come ben sappiamo, un periodo molto difficile, le chiese sono semivuote, la domenica qualcosina c'è tanta preoccupazione, tanta agitazione, però dobbiamo avere sempre fiducia che dall'alto qualcuno ci protegge. Io spesso invito le persone, quando magari vengono a parlare e sono tristi, addolorate, dico alziamo gli occhi al cielo, affidiamoci di più alla protezione del Signore e alla protezione della Vergine Maria, e anche questa fase così brutta, così difficile, sicuramente passerà e riusciremo a viverla in un modo più sereno. Grazie a Don Paolo Latini, noi adesso continuiamo il nostro itinerario alla scoperta di altre curiosità di Valmontone in provincia di Roma. E a Valmontone anche l'itinerario del gusto merita interesse. Tra l'altro oggi presenteremo le tipicità all'interno della corte del Palazzo Doria Pamphili e lo faremo con lo chef Stefano Bartolucci, anche patron perché è anche il proprietario poi di un ristorante. Vediamo un po' che cosa presentiamo oggi. Abbiamo già qui la piastra in azione. Allora, oggi noi presentiamo quello che è il piatto tipico di Valmontone ed esattamente i gnocchi di tritello. I gnocchi di tritello venivano fatti con delle farine mischiate, quindi farina di grano tenero e crusca. Quindi li impastavano con la farina di grano tenero e cercavano di dargli una forma tipo a una mezza fettuccina, tipo a fiammifero, impropriamente detti gnocchi, però in realtà fondamentalmente sono questi. E la ricetta tradizionale la vuole con tutti i prodotti di conserva,
che erano poi quelli che potevano durare nel tempo, nella conservazione, quindi pomodoro, passata di pomodoro, alici, sottosale o sott'olio, noci che fanno parte comunque della cultura di questi posti e pecorino romano perché diciamo noi Meglio di qui. ce lo beviamo come l'acqua, insomma, quindi io se volete... Allora, prepariamo il piatto, poi Ok. presenteremo anche le altre tipicità perché queste sono tutte le tipicità della rete di impresa di Valmontone. E Sì. quindi grazie anche all'assessorato al commercio che diciamo, ha coordinato questa giornata qui in questa bellissima corte. Iniziamo allora. Allora, dopo aver scaldato un po' l'olio, ovviamente cerchiamo di far sciogliere le alici per poter poi dare un po' di consistenza e sapidità a quello che è questo tipo di piatto. Sicuramente è un piatto veloce da preparare. Velocissimo, diciamo che le alici fondamentalmente una volta sciolte vengono fatte girare con del pomodoro, con la passata di pomodoro e quindi si procede poi a quello che è il sugo vero e proprio. Mentre il sugo comunque piano piano lo mandiamo avanti, noi Mettiamo la pasta. mettiamo la pasta. Questa essendo pasta fresca penso che con qualche minuto, un paio di minuti, no? Pochissimi, pochissimi. Anche perché poi era fatta acqua e farine mischiate, anche l'uovo all'epoca era comunque un alimento, quindi cercavano di non consumare eccessivi alimenti. Nelle fettuccine non venivano messe le uova, anche perché, come ripeto, ci scappava una frittata per la cena. Quindi... Ecco, sono curioso di vedere poi quando inserisce le noci. Le noci, quindi la parte grassi e proteine, le mandiamo bene o male quando siamo vicino alla fine cottura o perlomeno alla preparazione del piatto. Noi infatti oggi, come vedi, già prendono un colore diverso, le alici bene o male si sono quasi sciolte all'interno nella preparazione. Andiamo alla preparazione del piatto. Come avete visto, diciamo molto veloce, non richiede molto tempo, però Comunque ci vuole il giusto tempo, ci vuole perché poi il suo. l'alice comunque si deve sciogliere. Allora, le noci ovviamente Ah, così le proprio. mettiamo in questo modo, anche perché così rilasciano, spezzandole, quelli che sono un po' gli oli essenziali, i profumi, con il calore della pasta che non è eccessivo. Diciamo che per 4 persone servono 5-6 noci. Beh, sì, diciamo noi adesso, in questo momento, ad oggi, ci possiamo permettere anche di esagerare un pochino. All'epoca, comunque sempre la noce è un alimento, quindi dava consistenza. E poi finiamo il piatto utilizzando ovviamente... Sono delle erbette qui del territorio. Sì, sono germogli di campo che ovviamente danno quella parte di freschezza, Quella freschezza. in questo momento a quello che è il piatto. E a questo punto il piatto è pronto. E questo è il piatto principe di Valmontone. Adesso andiamo a presentare le altre tipicità del territorio e qui ne vedo abbastanza. Anche qui, come tradizione vuole, si utilizzavano quelli che erano poi gli scarti, come il quinto quarto, comunque la trippa alla romana con il pomodoro, la menta, il pecorino, la coppa. Ovviamente qui ci sono i nostri masteri norcini che ce la raccontano bene questa storia. Idem per quanto riguarda i salami, quindi ci sono prodotti e derivati dal latte come le ricotte, sia per quanto riguarda gli animali da cortile tipo pecore, oppure latte vaccino, quindi
comunque formaggi di una certa entità. Esistono aziende sul territorio che comunque lavorano anche il latte crudo e riescono a fare anche dei formaggi stagionati tipo in grotta. Esistono anche i forni che sono un po' il fiore all'occhiello di Valmontone. Esattamente ce ne sono 5 che tra l'altro fanno parte anche della rete d'impresa, hanno portato in rilievo la ciambella scottolata, prodotto d'eco attraverso lanci, perché era un prodotto tipicamente o di feste tipo cerimonie, cresime, comunioni oppure pasquale, come questo, un classico diciamo dolce natalizio, pan pepato con frutta a guscio, miele, veniva impastato e poi infornato. Quelle ciambelline come fine pasto nella cultura laziale ci sono sempre state, e quella è la nostra rinfornata fatta con tipo pan di Spagna sotto e sopra una meringa, all'epoca anche la crema. Come dicevamo prima, le uova si trattenevano per un pasto successivo o perlomeno venivano centellinate, allora lì dalla chiara usciva fuori la meringa e facevano questa rinfornata. E non può mancare un bicchiere di vino rosso. Beh, rosso, un bel rosso di vino ci starebbe sempre bene, ovviamente. Bisogna venire a degustare questi prodotti, questi piatti qui a Valmontone. Allora facciamo un invito. Allora io invito tutti quanti a venire a Valmontone, anche perché io oggi sono una rappresentanza dei 20 ristoranti che ci sono a Valmontone e per me ovviamente è un onore, un privilegio. Però a Valmontone si mangia bene, sia per i prodotti locali, sia perché la cultura gastronomica sulla parte laziale, soprattutto su Valmontone, è molto sentita. Quindi vi aspettiamo a braccia aperte con qualche assaggino e degustazione locale. Poi ci sono tanti altri piatti da degustare grazie a Stefano Bartolucci. Noi adesso ci spostiamo e andiamo a scoprire l'attività del convento Sant'Angelo di Valmontone. E con padre Domenico Domenici scopriamo la bellezza del convento Sant'Angelo di Valmontone, una bellezza che parte da lontano ma che prosegue con la tanta attività di questi giorni. Ultimamente ci siamo aperti all'accoglienza di persone che si trovano per diverse ragioni in difficoltà e che non hanno mezzi di sussistenza propri e non hanno abitazione. Li accogliamo e viviamo insieme in una dimensione familiare, di fraternità, di amicizia, in un cammino di rinascita per superare le difficoltà, le ferite, i problemi che li hanno accompagnati nel passato e in prospettiva di un reinserimento. Ragazzi che arrivano da tutto il mondo. Sono non solo ragazzi, sì, siamo di 10 nazionalità in questo momento, sono italiani e non. Il più giovane credo che abbia 19 anni, è un ragazzo che viene dal Marocco, agli arresti domiciliari, e la persona più grande è Carla che ha 61 anni. La particolarità è proprio questa, no? Poi il recupero, persone che sono agli arresti domiciliari che qui hanno un lavoro perché poi c'è l'orto e ci sono tante cose da fare. La casa, tutto il convento è gestito da loro, in una forma familiare. Noi non abbiamo dipendenti, la cucina, la lavanderia, le pulizie, l'orto, le galline, i restauri del convento, i lavori di restauro lo fanno i ragazzi, è la loro casa e loro si coinvolgono in questa attività. Alcuni dopo un periodo anche di permanenza cominciano a reinserirsi con dei lavori anche saltuari e chi poi trova un lavoro più stabile, che ha ritrovato anche una stabilità interiore di equilibrio, di motivazioni, di gioia di vivere, quando ha un lavoro parte e fa una vita per conto proprio. Qui c'è l'accoglienza e lo vediamo in tante immagini, affreschi di San Francesco. Eh sì, quando chiamiamo Dio Padre coniughiamo la fraternità. Ogni creatura è un dono e ogni persona è un fratello, indipendentemente dalla sua religione, dalla sua storia, dalla sua cultura. Quindi la diversità culturale che viviamo qui aiuta a cogliere anche la bellezza della varietà dell'immaginazione dell'amore di Dio. Abbiamo poi una bellissima chiesa. Sì, molto bella, con degli affreschi recenti, è antica, anche se è stata rifatta questa qui, perché nel passato si trovava in un'altra direzione, poi dopo il bombardamento fu rifatta, ma gli affreschi sono molto belli. E qui abbiamo un bellissimo belvedere
con una bellissima cartolina di Valmontone. Sì, siamo un po' più in alto, c'è tutta la visuale del Palazzo Doria, della collegiata, di quello che era l'antico borgo. Chiudiamo con un suo messaggio. È possibile vivere da fratelli quando ci si accosta all'altro con fiducia e senza pregiudizi. L'accoglienza crea una grande ricchezza, è una grande gioia, è un cammino che ci permette di cogliere veramente nella concretezza quanto Dio ci ama, che ci arriva attraverso il dono del fratello che bussa alla porta, ma va accolto senza pregiudizi e senza schemi preconcetti, per quello che è. Grazie Padre, noi adesso ci spostiamo e andiamo a visitare il Palazzo Doria Pamphili con il suo museo. E adesso mostriamo un altro gioiello di Valmontone e lo facciamo con Monica Di Gregorio, direttrice del museo di Palazzo Doria Pamphili. Abbiamo tante cose da scoprire, iniziamo il nostro itinerario, io direi dal palazzo. Esattamente, cominciamo dal contenitore, questo bellissimo palazzo del Seicento che fu fatto costruire da Camillo Pamphili negli anni 50 del Seicento con una grandissima ambizione, quella di realizzare un palazzo con 365 stanze all'interno di un borgo perfettamente servito da acquedotto, piazza, mercato e tutti i servizi che potevano servire alla popolazione, ma soprattutto Camillo chiamò a Valmontone un gruppo di artisti che erano fra i personaggi più importanti dell'ambiente romano dell'epoca. Il direttore del cantiere pittorico, perché parliamo di un ciclo di affreschi, fu Pier Francesco Mola, che chiamò a collaborare a questo lavoro importantissimo anche Guillaume Courtois, Gaspard Duguay, Francesco Cozza e Giambattista Tassi. In ultimo, nel 1661, arriva Mattia Preti. Il ciclo di affreschi si articola nel piano nobile e ha come tema i 4 elementi e i 4 continenti. Vediamo un po' di ripercorrere proprio i saloni con i vari affreschi. In ordine di percorso la prima è la stanza del fuoco, decorata da Francesco Cozza, che era un pittore classicista che aveva studiato Michelangelo, e questo lo vediamo soprattutto nello studio delle forme anatomiche, e vi è rappresentata nella volta la lavorazione dei metalli, da quelli necessari alla guerra a quelli più preziosi. Purtroppo la sala è una sala che ha subito dei danni nel corso del Novecento e possiamo vedere anche delle lacune che non è stato possibile restaurare. La seconda sala in ordine di percorso è considerata un po' il capolavoro del palazzo, la stanza dell'aria dipinta da Mattia Preti. Pensate che Mattia Preti arrivò per ultimo nel 1661 e in sole 16 giornate di lavoro realizzò un vero e proprio capolavoro, con la dea dell'aria al centro della volta, con questo movimento rotatorio dei 4 carri, con le 4 parti del giorno e con 4 allegorie: l'amore, il tempo, la fortuna e la fama, che un po' alludono alla volatilità dell'aria, perché sono delle forze che, diciamo, l'uomo non riesce a dominare. Procedendo nel nostro percorso, nella nostra visita, c'è la bellissima stanza dell'acqua di Guillaume Courtois, che era un allievo di Pietro da Cortona, suddivisa secondo anche un'impostazione più tradizionale, con una finta architettura a grisaille, si dice appunto, in 5 riquadri con figurazioni mitologiche che rimandano al tema dell'acqua. L'ultima sala degli elementi è la stanza della terra. Di questo artista in realtà forse un po' meno noto all'interno di questa equipe di pittori romani è Giambattista Tassi con la stanza della terra.
Arriviamo quindi alle piccole sale, quelle cosiddette dei camerini, dove sono raffigurate le allegorie dei 4 continenti allora conosciuti. Un'altra decorazione che è considerata alla stregua di Mattia Preti, un po' il capolavoro di Valmontone, è il bellissimo salone di Gaspard Duguay, affrescato su tutta la superficie parietale con un trompe-l'œil, quindi queste finte architetture che si aprono su degli scenari paesaggistici, e proprio all'imposta della volta si affacciano delle figure, dei personaggi identificati proprio come dei membri della famiglia Pamphili. C'è da dire che il palazzo ospita anche il museo archeologico. Esatto, il percorso di visita quindi è articolato qui al nostro museo su 2 piani. La sezione archeologica, come giustamente diceva lei, al piano terra, ed è una collezione, diciamo, che nasce dai rinvenimenti effettuati nel corso dei lavori per la realizzazione dell'alta velocità. Un pezzo d'eccezione è il sarcofago di Vallerano, un bellissimo sarcofago che abbiamo in prestito dal Museo Nazionale Romano, ed è un sarcofago databile fra il 240 e il 260 d.C. Vogliamo chiudere a venire a Valmontone e soprattutto a visitare il palazzo. Assolutamente, siete benvenuti. Il nostro museo è aperto dal martedì alla domenica e per i nostri visitatori è disponibile anche un servizio di visite guidate. Il sabato e la domenica siamo aperti sia la mattina che il pomeriggio, mentre invece durante la settimana soltanto la mattina. Grazie alla direttrice Monica Di Gregorio, quindi Valmontone vi aspetta con tutte le sue bellezze. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia potete consultare il sito tv2000.it/Borghi d'Italia. Noi ci ritroviamo la prossima settimana. Buone passeggiate a Valmontone in provincia di Roma e mi raccomando, viaggiate in sicurezza. Ciao!